Io amo la Sardegna, il mio nome è Rael, vengo dalla Svizzera e vi spiegherò il mio progetto detto Rumerlager Vindonissa. Il mio inglese non è così buono, ma l'italiano ancora peggio, quindi lo faremo in inglese. Sono molto felice di essere qui in Sardegna, sono felice di potervi mostrare il nostro progetto, di darvi alcune informazioni su chi siamo, quello che facciamo. Spero di potervi offrire qualche idea sul turismo culturale e archeologico. Quindi se avete domande potete farmele mentre parlo oppure alla fine. Quindi parliamo di Vindonissa, quindi. Potete vedere di fronte a voi avete una mappa, una cartina del primo secolo dei tempi romani, una mappa dell'impero romano, qualsiasi cosa di verde, in verde faceva parte dell'impero romano, vedete anche la Sardegna. E poi lì su a nord il triangolo rosso e Vindonissa, potrete vedere questi triangoli rossi appunto, questi sono i posti che erano dei campi dei legionari romani dove loro si erano insediati. Eh, quindi l'intero impero romano che era enorme, c'erano solo però 27-30 accampamenti dei legionari che erano dei posti molto importanti, strategici per l'impero romano, rappresentava il potere romano, sono dei punti in cui dei melting pot, dei punti in cui si mischiavano tutte le civilizzazioni da cui si potevano espandere e quindi sono dei punti strategici molto importanti. Eh, Oggi c'è un unico punto che era appunto un insediamento, un accampamento dei legionari romani in tutta la Svizzera, è l'unico in Svizzera, quindi è importante per il nostro turismo perché non c'è niente di simile. Questo è il modo, è come si presenta Vindonesa, cioè come era. Noi pensiamo che fosse così, l'abbiamo ricostruita in ogni minimo dettaglio, si trovava tra due fiumi, uno da una parte e uno dall'altra, al centro c'è l'insediamento e intorno ci sono molti edifici anche all'interno per i legionari, diversi tipi di edifici, potete vedere anche l'anfiteatro e questo era Vindonissa. Ho detto durante il primo secolo, quasi 100 anni, c'erano 6.000 legionari che vivevano a Vindonisa, venivano dal nord dell'Italia, dal sud della Spagna, dalla Francia e quindi era proprio un melting pot, una cultura mista. Quindi in Indonesia ci sono stati molti scavi per 100 anni, ci sono state molte ricerche ogni anno, quindi abbiamo sempre più informazioni su questo sito storico. Potete vedere qui. Qua c'è una pianta degli risultati archeologici, degli scavi archeologici in giallo vediamo tutti i muri che dividono l'accampamento dei legionari. Vindonisa, come ho detto, a Vindonisa l'archeologia è molto importante, cerchiamo quindi di dar voce all'archeologia, di dare un volto all'archeologia, di lasciarla parlare affinché le persone e i visitatori conoscano
quanto è importante è il patrimonio culturale del quale possiamo essere veramente orgogliosi. Vogliamo che i visitatori possano usufruire, possano godere di questo e possano anche pensare, sì, questa è la mia storia nella quale mi posso identificare, voglio sapere di più di tutto ciò. Quindi questo è il nostro scopo. Facciamo molti video, interviste, colloqui con gli archeologi che mostriamo poi nei nostri musei. Ne parlerò più tardi. Qui vedete l'edificio che ospita il museo. È il museo archeologico che contiene molti oggetti lasciati dai soldati romani o dimenticati forse. L'edificio è piuttosto vecchio, più di 100 anni. Vindonissa è molto famosa per le tavole scritte dei romani. I romani usavano queste tavole per scrivere i messaggi e in Indonesia è il posto in tutto il mondo che ha più tavole scritte e quindi è un reperto importante, frutto della ricerca archeologica. Eh, quindi queste tavole ci dicono molto della vita quotidiana dei soldati romani di Vindonissa. Quello che vogliamo fare nel museo, questo è un esempio per i bambini, per le scuole, i bambini che frequentano le scuole, vogliamo che loro diventino degli esploratori, che siano attivi, saranno forse degli archeologi oppure direttori di un museo come questo bambino che si vede qui, oppure uno scavatore, quindi loro imparano come si lavora come archeologi e imparano che cosa ci possono dire gli oggetti della storia. Questa è la cosa importante, raccontare le storie, avere l'emozione. Cerchiamo di raccontare qualcosa. Loro attraverso questo esplorano la storia degli oggetti, quindi lavoriamo con gli oggetti all'interno del museo. E ciò può darvi un'idea, non ho troppo tempo per mostrarvi tutto ciò che facciamo. Ora mi sposterò dal museo, che forse è qui da qualche parte, nel parco archeologico. Nel museo abbiamo gli oggetti, nel parco archeologico abbiamo i monumenti, le rovine romane. Come potete vedere ci sono molti edifici moderni, qui c'è l'anfiteatro, l'avete visto prima, abbiamo questi due fiumi qui, l'accampamento dei legionari è qui, è quello blu, contrassegnato dal blu al centro. È molto difficile quindi per i visitatori, per gli ospiti, collegare tutti questi spazi archeologici perché ci troviamo in una città moderna. Quindi ciò che abbiamo fatto è giocare, fare un gioco. E questo è solo un esempio, ne abbiamo 8 uguali a questo. Questo gioco si chiama così, come diventare un romano. Potete vedere che qui c'è il campo dei legionari, l'insediamento e questo è proprio il punto fondamentale, cruciale del gioco. Eh, e quindi è come un role playing. Attraverso il parco archeologico, attraverso questi segni rossi qui, si va da un monumento all'altro. E come lo facciamo? Come si gioca? Bisogna diventare romano. E quindi vi spiego come si fa, come funziona. Quindi chi vuole giocare, chi vuole diventare un romano?
lei qui è seduta in prima fila, scusi, questo è un passaporto romano. Ognuno riceve un passaporto romano sulla parte sinistra, c'è il nome, l'origine e il rango nell'esercito romano. E questo si conosce da fonti scritte dagli scavi di Vindonis. Si scrive anche i segni identificativi, non sappiamo come poteva essere esattamente, però per esempio si scrive anche il cibo preferito. Per esempio può essere che a lei piace il melone, lei viene da Roma, è un normale, un semplice soldato, non un ufficiale. Il suo nome è Elnius Firnius, piacere. Poi abbiamo Lucius Carisius Sanctus di Brindisi. Anche lei è un soldato semplice di 20 anni. You're a little bit lazy. You should work on it. You are Gaius Valerius from Vienna. You like beer. It's not good. Sextus Carisius, you're the next one. Oh, okay. You're from Syracuse, from Sicily. Yeah. So I won't give you any more examples, but you can see, maybe you can let them travel around. Thank you. So, and I will show you another thing. When you go around on your trip from archaeological monument to archaeological monument, you have this kind of cards with you. It's a card deck. To each archaeological monument, there are questions inside. And to answer these questions on your tour, you have to listen to your audio guides. You have audio dramas with you on your ears, so you have to listen to them. You have to look what you see, and you have to read these cards. And if you read them very well, you can solve the answers to the questions you find here. And then when you're sure about the question, you take your finger or... Quando siete sicuri di avere risposto alle domande, bene, se il dito, compare il dito all'insù, il pollice all'insù, vuol dire che la risposta è giusta, se l'ingiù vuol dire che è sbagliata. Quindi alla fine, quando avete fatto tutto il tour, potete contare le risposte corrette e qui nel passaporto si aggiungono il numero delle risposte esatte e in questo modo si fa carriera e da semplice soldato si può diventare ufficiale. Sì, quindi si può fare carriera a Vindonis. Questa è parte del gioco che si può fare qui all'interno di questo parco. Quindi abbiamo questi giochi per le famiglie, per le scuole, quindi si presenta così, si fanno questi percorsi, si riceve anche un'attrezzatura, vedete le audioguide, l'attrezzatura, l'equipaggiamento che si distribuisce. Ogni gioco inizia in una macchina del tempo che si trova in una stanza multimediale che vi presenterà dei filmati e qui in questa sala multimediale si ha la missione, c'è il comandante dei legionari che affida a chiunque un ruolo. Qui Nettuno è arrabbiato con Vindonis e vuole prosciugare tutti i canali per lasciarli senza acqua, quindi l'ufficiale, il comandante chiede di aiutatemi, bisogna capire come risolvere questa situazione con Nettuno. Quindi i ragazzi sentono tutto questo nelle audioguide, devono rispondere
vi farò qualche esempio di questo gioco. It's me again, Mercury, your god and helper. Quieten your footsteps and keep your ears open. What's up over there? Hear that thunder? He always thunders. Oh, there's no harm in him, it's just his manner. Pluto, god of the underworld. Underworld. Normally, you would only hear Pluto if you were dead. But sometimes he announces himself to the living. So listen to him. Listen to him, to Pluto. To Pluto. Listen to him, to Pluto. Okay, this was one example for a god, for the Pluto. You go around then. Quindi avete visto un esempio di quando parla il Dio, poi si va intorno e qui c'è un esempio degli edifici. Questo è uno delle porte. Si ha una visualizzazione della rovina in fondo. Qui potete vedere una strada romana originale. Qui ci sono le terme romane che venivano usate ai tempi dei Romani. Vedete qui un edificio romano, la casa di un ufficiale di alto rango, la cucina è ben conservata. Qui si vede qualcosa simile al telescopio. Se si guarda attraverso il telescopio si può vedere delle immagini tridimensionali che ricostruisce la cucina, come si presentava, chi ci lavorava. Quindi si sentono anche i servi, la cuoca che parla delle salsicce, il pesce, e si può sentire anche gli odori della cucina. Quindi è un'immersione totale, è un'esperienza sensoriale come in un film, e si è sempre sul sito dove i romani hanno lasciato le loro rovine, quindi ci si trova nel posto originale. Questo è molto importante saperlo. Alla fine qui ci sia di nuovo l'acqua che scorre nei canali, quindi le persone sono riuscite, i partecipanti sono riusciti a compiere la loro missione, sono molto felici. Qui poi si può passare un giorno in cui si ricostruisce la vita anche dei soldati, si fa questo gioco sia alle scuole che fanno questi giochi anche nel pomeriggio fino anche al mattino successivo. Quindi i bambini si calano nella realtà romana senza elettricità, senza telefonini, si spogliano di tutto ciò che appartiene ai tempi moderni e tornano indietro ai tempi romani. Abbiamo costruito queste case come erano costruite nel primo secolo, tutto fatto con argilla, con il legno. È un esperimento, però non c'è i materiali non c'è nessuna invenzione, i materiali che abbiamo usato sono tutti originali. Qui vedete i bambini che cucinano dei cibi che cucinavano i legionari, fanno il pane, naturalmente non sanno come combattevano i legionari, non sanno combattere, poi vanno a dormire e passano qui anche la notte, quindi si può fare anche in famiglia, oppure ci sono anche i giochi per gli adulti. Se si vuole solo mangiare e non cucinare, si può fare anche questo, si può mangiare come mangiavano i romani,
su un divano, sdraiati su un divano. Abbiamo dei workshop per gli adulti, per i bambini, abbiamo molte attività, visite guidate e anche molti eventi. Io penso che chiunque sia interessato nell'eredità e cultura romana, nella storia dei romani, può trovare qualcosa di appropriato qui a Vindonissa. Questo volevo mostrarvi. L'anno scorso abbiamo avuto un gioco dedicato comunque all'Italia, che ha fatto parte dei campionati in Russia, quello che abbiamo creato, una visita guidata a giugno l'anno scorso, e c'era questo titolo, Roma è sempre ovunque. L'Italia non c'è, non fa parte del campionato perché era stata comunque, non si era qualificata, ma Roma è sempre parte del mondo. Questo era il significato. Quindi abbiamo fatto una visita guidata nel museo, abbiamo parlato della relazione tra il paese e Vindonissa. Questo è un esempio di come portare i visitatori o gli ospiti in un museo, anche se non sono interessati alla storia, ma se sono interessati allo sport. Bisogna cercare di provare cose nuove, inventarsi delle cose nuove. Alla fine vi darò delle informazioni su come siamo organizzati, in modo che possiate capire meglio chi siamo. Potete vedere il museo di Vindonissa, il parco archeologico con i monumenti. Questi entrambi appartengono al Museo Argao, che è un'istituzione, è un museo istituzionale del cantone in cui è situata Vindonissa. E questi rappresenta tutti i siti storici, i monumenti storici che ospitano anche le collezioni storiche. E quindi il museo di Argao qui appartiene al dipartimento del nostro cantone per la formazione, la cultura, l'educazione, lo sport, e quindi tutte le istituzioni sono collegate a questo dipartimento, e anche le scuole. Questa è una cosa molto positiva perché permette una buona cooperazione tra la cultura e la formazione, che è molto importante. Qui potete vedere la struttura organizzativa, l'organigramma. Questo è il mio posto storico, quindi abbiamo il settore dedicato all'esplorazione della storia, l'esplorazione dei posti originali. Potete vedere qui io sono la responsabile di questo servizio del museo di Argao, cioè la gestione, la parte gestionale, finanziaria, le risorse umane. Sono effettivamente responsabile per tutto il business quotidiano del museo, delle esposizioni, le attività di mediazione e anche gli eventi. Siamo 40 impiegati, circa 15 volontari.
forse potremmo dare qualche numero. Ogni anno abbiamo bisogno di circa 1,1 milioni di euro. La maggior parte di questi soldi sono dedicati ai salari, quasi il 48%. Col 48% possiamo viene coperto dalle vendite dei biglietti, dalle vendite del negozio del museo che vende i souvenir. Questo solo per quanto riguarda le attività quotidiane. Se dobbiamo creare e organizzare nuove idee, un nuovo gioco, una nuova esposizione, qualcosa di nuovo, allora bisogna trovare sponsor, bisogna chiedere alle fondazioni in modo che riusciamo a trovare i fondi. E questo è il modo in cui noi organizziamo le nostre attività. Come potete vedere qui abbiamo un centro per il marketing e la comunicazione che è responsabile di tutti i 9 settori. Possiamo usare lo stesso canale del marketing per fare la comunicazione. Abbiamo anche un customer service, quindi si può comunque chiamare questo servizio per esempio per le prenotazioni al sito romano, quindi lì si può sapere se ci sono ancora posti o se è tutto riservato. E si può sapere ancora quali visite sono disponibili. E qui avete un'idea dei numeri, dei visitatori. Nel 2018, cioè l'anno scorso, abbiamo avuto quasi 50.000 visitatori nel parco archeologico, che è aperto per 7 mesi perché l'inverno è troppo freddo, quindi non è possibile, ed è chiuso. Quindi durante questi 7 mesi abbiamo avuto circa 40.000 visitatori, e il museo, che è aperto tutto l'anno, ne abbiamo avuto circa 10.000. Le attività dei workshop, delle visite guidate, abbiamo avuto 40.000 partecipanti, 14.000 partecipanti, quindi circa 4.000 hanno anche pernottato in questo accampamento dei legionari. Potete vedere anche gli eventi e i partecipanti agli eventi. Queste sono le categorie dei visitatori. Giusto per avere un'idea, questo è il parco archeologico. Dai numeri dei visitatori abbiamo molti scolari, circa 15.000, e altri 15.000 sono adulti, mentre nel museo gli studenti sono meno. Ci sono delle proporzioni diverse, dei tipi di visitatori diversi ovviamente nel museo, ma questo ovviamente vi dà un'idea, è importante saperlo. La maggior parte dei visitatori viene dalla Svizzera, tra il 5 e il 10% viene dalla Germania, dalla Francia, anche dall'Italia. Abbiamo degli ospiti italiani, quindi, ma la maggior parte dei visitatori sono svizzeri. Adesso vi mostrerò un video. Alla fine, io penso di avere ancora 2 minuti. Schreiben das Jahr 67 Anno Domini in Findonissa, einem der wichtigsten. Wir schreiben das Jahr 67 Anno Domini
In Vindonissa, einem der wichtigsten römischen Legionslager nördlich der Alpen, lässt Neptun die neu erstellte Wasserleitung trocken bleiben. Wer kann den erzürnten Wassergott gnädig stimmen, damit das Lager endlich mit Wasser versorgt wird? Vindonissa braucht eure Hilfe. Reist in die Vergangenheit, werdet Römer und lasst euch als Legionäre rekrutieren, um Neptuns Rätsel zu lösen. Dazu braucht ihr den Legionärsrucksack und euren messerscharfen Verstand. Geht mit offenen Augen und Ohren und hört den Ruf der Götter. Lasset euch von ihnen führen, wenn ihr nach Hinweisen sucht. Taucht ein in die römische Therme. Und beobachtet, wie in der versunkenen Küche für die hohen Offiziere festliche Mähler zubereitet werden. Wird es euch gelingen, das Rätsel zu lösen und Neptun zu besänftigen? Wenn ihr gut seid, werdet ihr schon bald befördert. Stärkt euch mit der Kraftnahrung der römischen Legionäre. Erlebt antike Spiele und feilt an eurer Kampftechnik. Aber auch der stärkste Legionär legt sich irgendwann schlafen. Jetzt heißt es römisch träumen von neuen großen Taten im Dienste Roms. Werdet Römer im Römer-Erlebnispark. Legionärspfad in Windisch. Yeah, so it gave you some idea. Quindi vi ho dato qualche idea anche dal punto di vista storico, come si racconta la storia e come si presentano i posti originali e questo è molto importante. Grazie infinite per l'attenzione e per aver giocato con me.